Silenzi carichi di significato, applausi, frasi che ti colpiscono allo stomaco, ricordi che mettono i brividi. Sono in migliaia a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina e sul Grande Sagrato, e la cerimonia è appassionante, toccante, eccitante e coinvolgente. Dal primo all'ultimo minuto ogni applauso sembra non finire mai, ogni sguardo ti spacca il cuore, fiori bianchi e rossi, rose, gigli, orchidee, decine di messaggi da tutto il mondo. L'handbike di Alex, di solito esposta al Museo della Medicina, sulle scale dell'altare, a simboleggiare che il suo viaggio non è finito. Don Marco Pozza celebra la messa, con lui padre Federico Lauretta, parroco della Basilica, Don Angelo Sgarabottolo, parroco di Noventa Padovana, e un'altra decina di sacerdoti. Si inizia col racconto di una sosta in autogrill e la famosa metafora dei 5 secondi. È l'autogrill che personalmente adoro di più. Montefeltro Ovest, A14, la celebre Bologna-Taranto. C'è Alex, ci sono io e ci sono 2 ragazzi del carcere, dove io sono parroco. Avete fatto un gran bel casino, porca vacca. Però sapete cosa vi dico? Tanto di cappello per come state scavando dentro di voi in questi anni di galera. Vedete ragazzi, disse Alex, certe volte bastano 5 secondi in più per fare la differenza. Lascio a voi le medaglie, il rombo dei motori, l'odore della benzina. Vi lascio anche le luci dei podi, il luccichio dei cimeli, il fruscio degli applausi. Io mi tengo strettissimo l'uomo. Poi il ricordo dei suoi ragazzi, quelli del progetto Obiettivo 3, che Alex ha trasformato in atleti. Ci hai cambiato la vita, dicono tra le lacrime. Non abbiamo conosciuto solo il campione, abbiamo conosciuto l'uomo, una guida nello sport, ma soprattutto nella vita. 4 i ricordi previsti per la famiglia, la cognata Barbara Manni, tutta la vita di Alex racchiusa in una parola: combattente. Combattente. Credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. È un lato di te che sicuramente avrai ereditato da chi ti ha amato. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso, e anche se la paura fa tremare. Poi, tra la canzone combattente di Fiorella Mannoia e le voci del coro Accendiamo la luce, a sorpresa, l'ultima, la voce di Nicolò, il figlio, che racconta di Alex che fa il caffè, che impasta la pizza, insomma, che dalle piccole cose diventa un esempio per tutti. Non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose. E quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa.